23 tappe, 1500 km è la staffetta alpina Ventimiglia-Trieste, uno degli eventi principali delle celebrazioni per il 150° anniversario del Corpo degli Alpini. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa sul Ponte Vecchio con la consegna della fiaccola della pace accesa durante la Dunata Nazionale di Trento del 2018. Saranno centinaia i soldati delle due brigate Taurinense e Giulia, ma anche le penne nere dell'ANA a condurla attraverso l'intero arco alpino, passando per alcune località significative della storia degli alpini. È una staffetta chiamata della memoria perché ha sicuramente un valore sportivo, ha un valore addestrativo per noi in servizio, ma sicuramente ha un valore celebrativo di quelle che sono state le attività fatte in operazioni e anche a supporto della popolazione da parte degli alpini. Passare per i luoghi che sono stati storia e quindi memoria del Corpo degli Alpini per ribadire con forza quello che gli alpini anche oggi sia in armi che in congedo sono, cioè uomini del grande senso del dovere, ma uomini pronti e capaci di dare senza chiedere, di essere pronti a servizio di chi ne ha bisogno. La staffetta alpina partirà il 6 giugno da Ventimiglia e giungerà il 2 luglio a Trieste con uno spin-off in Abruzzo. A Bassano arriverà il 23 giugno. Ci auguriamo di vedere tanta gente e di fargli fare delle interessanti attività come è già successo alla Dunata del 2008.